Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Tragedia ieri sera ad Aquileia. Una donna, Marinella Maurel, di 66 anni, è morta a seguito delle ferite causategli dal marito, Livio Duca, che l'ha colpita con almeno una coltellata. Il fatto è accaduto nella zona residenziale della cittadina friulana. La donna è morta in ospedale, dove era stata trasportata in gravissime condizioni a bordo dell'eliambulanza. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe aggredito la moglie al culmine di una lite familiare. Sembra avvenuta nel giardino della loro abitazione. I vicini hanno udito le urla della donna provenire dall'abitazione e hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono giunte 2 pattuglie, una della stazione locale e l'altra del Norma di Palmanova, insieme ai sanitari del 118. Quest'ultimi avrebbero svolto una lunga manovra di rianimazione per poi, una volta stabilizzata, trasferirla d'urgenza in eliambulanza, come detto a Udine. Tanto che la vittima è morta purtroppo però poche ore dopo il ricovero al nosocomio friulano. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e accusato di omicidio. La casa è stata posta sotto sequestro. La Guardia di Finanza di Gorizia, all'esito di un'indagine che ha attaccato i centri di diffusione illegale di contenuti multimediali e più in generale di prodotti editoriali coperti dal diritto d'autore, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, ha oscurato 58 siti web illegali, oltre 250 domini web di secondo e terzo livello e 18 canali Telegram che attraverso oltre 80 milioni di accessi annuali rappresentano il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriali in Italia. Questa mattina, nel corso della conferenza stampa tenuta presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia, si è arrivati ai dettagli dell'intera operazione. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.